Ha fatto causa a chi lo ha rovinato per chiedere i soldi che il giudice ha stabilito gli spettino, una provvisionale di 200.000 euro per i danni subiti e altri 100.000 a copertura delle spese legali. Somme che finora Elvo Zornitta, l'ingegnere di Azzano Decimo a lungo sospettato di essere una bomber, non ha ricevuto. E allora per ottenerle il suo avvocato Maurizio Panizza ha chiesto il pignoramento di un quinto dello stipendio di Ezio Zernar, il perito della Polizia di Stato di Piove di Sacco, condannato per aver manomesso un lamierino di ottone ritrovato nel 2004 in un ordigno inesploso nella chiesa di Porto Gruaro, allo scopo di incastrare proprio Zornitta. Questa vicenda ha certamente rovinato completamente la mia vita, mi ha fatto perdere il lavoro, ha fatto perdere credibilità alla mia professione e con tutte le conseguenze che questo ne deriva. È ovvio quindi che voglia a tutti i costi che questa pena che ho subito io, ma soprattutto la mia famiglia, venga in qualche maniera risarcita, oltre a tutte le spese ovviamente che sono state sostenute per far fronte a una vicenda che francamente non avrei mai pensato che potesse capitarmi. Oltre 30 gli episodi attribuiti al bombarolo tra Veneto e Friuli tra il 94 e il 2006. Per 4 volte una bomber ha colpito nella Marca, ferendo e mutilando. Motta di Livenza, Fagare della Battaglia, Treviso, ancora Motta, bambini e adulti. Fatti da cui Zornitta è stato riconosciuto estraneo, ma i danni alla sua immagine e alla sua serenità nessuno li ha ancora risarciti. Per l'ingegnere di Azzano dovrebbe essere lo Stato a farsene carico. Non riesco a capire perché lo Stato non si faccia carico delle spese che sono state sopportate.